Questione elezioni. Il governo tergiversa, a tutt'oggi manca una data, il suo posto Roma ha dato una finestra temporale entro quale tenerle. L'obiettivo sarebbe l'Election Day, comuni e regioni, il Veneto è una di queste, che vanno alle urne nello stesso giorno. In mezzo però c'è la questione della riapertura delle scuole, già di per sé critica. Se poi ci si mettono le elezioni con i plessi requisiti per il voto, la vicenda si complica, per non parlare dei tempi per una campagna elettorale. E allora quando votare? Il governatore del Veneto Luca Zaia spinge sull'acceleratore individuando la data del 20 settembre. Ha ragione Zaia. Io starei con Zaia, che mi fido. Quindi dici insomma votare il prima possibile? Eh sì. 20 e 21 di settembre. E quindi d'accordo con Zaia? Per me sì. Se la data di metà settembre sembra piacere ai vicentini, c'è chi avrebbe preferito addirittura prima. Prima possibile. Non per altro, non per far vincere Tizio Caio Sempronio, ma perché è giusto che siano i cittadini a scegliere da chi essere governati. Io farei anche prima, tanto siamo tutti a casa. Non vedo tante alternative. Ma dicono che c'è un po' un problema con la campagna elettorale. No, ha ragione, va bene, allora posticipiamo un altro anno, posticipiamo i 6 mesi. Bene o male sia noi che altre regioni, come altri comuni, hanno delle giunte decadute e non credo che democraticamente sia una cosa giusta. Che poi si debba interrompere la scuola appena aperta dopo tutti questi mesi, secondo me è una vergogna.